Ciao a tutti, benvenuti alla nuova puntata di Soundtrack City. Ciao a Massimo Privitera. Ciao a Marco Testoni e benvenuti ai nostri spettatori. Allora, rieccoci qui a parlare dei vari intervistati e partecipanti a Roma Film Music Festival 2024. Quest'oggi è la volta di un compositore arcinoto, forse tra i più noti del nostro panorama nazionale. Sto parlando di Andrea Guerra. Parlaci un po', Massimo, che cosa è successo al festival con Andrea Guerra? Andrea Guerra, nella sua solita simpatia emiliana, sua strabordanza incredibile, perché è veramente un simpaticone, ha raccontato un po' le sue esperienze, ovviamente con i sodalizi avvenuti con Ferzan Ozpetek, pensiamo alle Fate Ignoranti, La Finestra di Fronte, ma anche la sua esperienza americana con Gabriele Muccino per La ricerca della felicità, famoso film con Will Smith, e lì ha un po' incentrato tutto quello che è stato il meccanismo della realizzazione di questa colonna sonora, soprattutto nell'ambito hollywoodiano. Ma abbiamo parlato con lui anche di Bollywood, perché lui ha fatto questa esperienza incredibile per il cinema bollywoodiano, quello del musical, ma di tutti i generi in realtà. E poi ha raccontato anche l'ultima esperienza cinematografica con Ferzan Ozpetek per Nuovo Olimpo. E allora via, andiamo a sentirci Andrea Guerra. Alla prossima. Buona visione. Ciao Andrea, ci troviamo alla terza edizione del Roma Film Music Festival, il primo festival dedicato alla musica nel cinema e alle colonne sonore, terzo in Europa. Quanto è importante un festival che mette al centro la musica per immagini e la sua presenza? Molto importante che ci sia questo festival, che sia proprio qui agli Studi Forum, che sono un simbolo della musica da film. È un festival che oramai si occupa dell'immateriale, perché non esistono più neanche le colonne sonore, neanche i dischi, cioè la colonna sonora è relegata neanche al download o allo streaming, quindi abbiamo perso quella che era la nostra matrice, abbiamo perso quello che non era solo la confezione, ma che era la storia oltre alla musica. E avere un festival che comunque riporta anche con eventi dal vivo la musica e riporta il racconto dei compositori è in questo momento fondamentale per lasciare una traccia che si sta perdendo. Questa tua risposta ci porta alla seconda domanda. Quanto è fondamentale la musica scritta per il cinema e per l'immagine filmica? Allora, noi compositori lo sappiamo, lo sanno anche i registi, perché possono vedere la differenza tra un film musicato e un film non musicato. Ovviamente la colonna sonora ha il compito di affermare uno stato d'animo, il compito minimo di affermare uno stato d'animo nel film, di aiutare la struttura e poi in casi particolari anche aggiungere qualcosa che proprio nel film non c'è, per dare quel senso di molteplicità, che è anche uno dei consigli che dava Calvino nelle lezioni americane. Quindi è difficile per me dire è fondamentale, quasi più importante la musica del film, per prendere un po' in giro i registi, ma però mi piacerebbe che tutti voi riusciste a fare questa esperienza di vedere un film con e senza musica, e vi invito a farlo magari qui con me, magari qui alla Forum. Hai qualche aneddoto sui Forum Studios che ospitano questo festival? Ma guarda, questi luoghi storici che sono i Forum, io proprio in questa sedia, in questo mixer, in questa sala ovale, ho mixato e ho finito di registrare la colonna sonora di Hotel Ruanda, che poi è stata candidata ai Golden Globe, io anche come compositore, e anche ai Grammy con la canzone, e abbiamo finito proprio in questa sala le registrazioni, le ultime registrazioni di musica etnica. E questi missaggi di questo progetto, che sono durate 3 settimane di un agosto caldissimo, dove noi, stremati da tutto il lavoro, non riuscivamo neanche a vedere la fine. Quindi devo dire, questa sala per me, noi ci siamo adesso tornati da un quarto d'ora, ma è veramente rappresenta un luogo importante e mi ha riempito di un ricordo molto vivo, bellissimo.